Io sono un po' sconcertata dal fatto che dei tanti consiglieri regionali che rappresentano Padova e la provincia di Padova non si sia levata una parola rispetto a questo tema. Perché, collega Pan, è giusto richiamare le necessità della nostra provincia che ha bisogno dell'acqua per l'agricoltura, facendo le dighe in un'altra provincia, ma quando poi all'interno della nostra provincia ci sono delle iniziative o delle richieste di iniziative così pesanti, nessuno dei colleghi padovani ritiene opportuno dire come la pensa, esprimere un punto di vista. Questo lo dico perché, lo dico anche all'unico consigliere di maggioranza che è intervenuto, i consigli regionali dei comuni che sono interessati da questo tipo di intervento subiscono il potere contrattuale dell'operatore economico che avanza questa richiesta. Tant'è che se avesse cura di vedere dove questi gruppi provano ad avanzare queste richieste, noterà che sono tutti tendenzialmente tutti piccoli comuni, dove ovviamente il potere contrattuale e la capacità attraverso il pagamento degli oneri di incidere è maggiore. Seconda questione, non si può accettare la giustificazione che questa cosa si può fare perché la legge lo consenta. Colleghe e colleghi, vi do una notizia, quella legge l'abbiamo fatta noi. Non è una legge che arriva da Marte. Il fatto che questa cosa, collega Zecchinato, si possa fare perché la legge lo consente, dipende dal fatto che quella legge l'avete fatta voi. Non c'è l'Europa, il governo, stavolta. E la Presidente Rizzotto la conosce bene perché giace nei cassetti della Commissione una proposta della Presidente Rizzotto di revisione di quella stessa legge, che interverrebbe per limitare esattamente questi casi. Il quiter è concluso in Commissione, sarebbe pronta per l'Aula, Presidente Rizzotto, ma quella sua proposta di legge su cui c'era stata anche una certa condivisione con noi, in quest'Aula non arriva. A dimostrazione, collega Zecchinato, che le leggi le fa il Consiglio regionale, i presidenti di commissione che conoscono l'argomento presentano delle proposte di legge che ridurrebbero questo tipo di impatto, trova su quella proposta la condivisione delle minoranze e rimane dentro il cassetto, perché i consiglieri di maggioranza come lei non vogliono affrontare il tema concreto. Per tutte queste ragioni, continuando a non comprendere perché votate no ad un impegno di questo tipo, che non è un impegno vincolante, l'ha riletta la presentatrice Ostanel, perché non avete il coraggio di prendervi almeno questo impegno? La risposta ovviamente si intuisce.